Mister, un approccio feroce, avevate tanta voglia di giocare questa partita, probabilmente i 20 minuti migliori dall'inizio della stagione, poi il pareggio della Pro e poi questo gol alla fine, forse col senno di poi è ancora più bella così. Sì, ma è sofferta. Noi abbiamo veramente avuto un grande approccio, abbiamo lavorato molto di aggressività e soprattutto di profondità. E loro hanno sofferto questa situazione. Abbiamo fatto gol, ma secondo me dovevamo chiuderla perché aveva avuto altre due o tre palle incredibili. Alla fine abbiamo voluto questa vittoria, abbiamo costruito quella palla gol con Mota qualche minuto prima del gol e poi il gol. Secondo me è una vittoria assolutamente meritata. Devo fare per i complimenti alla Pro Vercelli, al mio collega perché ha messo su una bella squadra, ha messo su un bel collettivo. Arriviamo alla partita, il tuo gol ha rotto subito l'equilibrio, in particolare il tuo approccio in questa squadra è stato davvero ottimo, stai trovando gol veramente con regolarità incredibile. Sì, fortunatamente è così, ma devo ringraziare appunto la squadra e lo staff, il mister, perché mi hanno subito messo nelle condizioni ideali, mi hanno subito fatto trovare a casa come se fossi qua da una vita, quindi devo ringraziare soprattutto loro. Poi in questo periodo la palla sta entrando e siamo contenti perché diamo punti all'entella. Direi che hai trovato una partita leggermente importante per tornare al gol. Sì, sì, ci tenevo tanto come ogni attaccante che comunque da un po' di tempo non fa gol, cerca continuamente il gol e stasera ci sono riuscito. Sono contento, sono contentissimo soprattutto perché è arrivato un momento molto importante per noi dove stiamo dando continuità comunque ai risultati positivi e ci tenevo a tornare al gol ma soprattutto per questa vittoria fondamentale.